Una buona giornata, ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta in questo martedì 3 di ottobre. Allora, prima edizione di Antenna 3, colleghi già pronti nel territorio per raccontarci i fatti di cronaca di questa giornata che si caratterizza per molti aspetti. Parleremo nel corso della diretta della giornata della memoria dell'accoglienza relativa all'immigrazione. Oggi sono i 10 anni dalla tragedia di Lampedusa in cui morirono 368 migranti. Parleremo delle celebrazioni domani per San Francesco, patrono d'Italia, con la chiesa di San Francesco a Treviso pronta a molte iniziative, anche un concerto straordinario venerdì sera. Ma noi cominciamo dalla cronaca, dalla provincia trevigiana e in particolare da Tarso, nell'Alta Marca, dove vedo già pronto il nostro Christian Arboit, perché in paese si sono verificati parecchi furti e quindi c'è naturalmente preoccupazione tra i cittadini. Buongiorno Christian. Buongiorno Lina, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in piazza 4 novembre a Tarso, una piazza che sabato sera ha fatto i conti con i ladri e con diversi raid ladreschi nelle abitazioni. Qui alle mie spalle c'è l'abitazione, il negozio Raira Elettronica, preso di mira, è stato preso di mira sia il negozio che l'abitazione, una casa messa letteralmente a soqquadro. Ci ha raccontato pochi minuti fa al telefono il proprietario. Poi i ladri hanno percorso con ogni probabilità questa via, pare con le loro auto, e si sono intrufolati in altre abitazioni. 3 furti compiuti e altrettanti tentati furti. Sto raggiungendo una delle vittime, una signora che è riuscita a mettere in fuga questi ladri, una signora, pensate, di 91 anni che ha dimostrato tanto carattere. È un risvolto inedito di questa raffica, per l'appunto, di furti che si è registrata, lo ripeto, sabato sera mentre il paese era in festa. C'è la festa delle castagne, quindi c'era anche parecchia gente, ladri che si sono dimostrati particolarmente spavaldi. Allora, qui con me c'è una signora che saluto e ringrazio, ci ha raggiunto anche il sindaco Antonella Polla. Allora signora, se lei è d'accordo, ecco, se si può alzare, grazie. Intanto sento la sindaca Antonella Polla, la vice sindaca, perché il sindaco Boff è a Roma, lo abbiamo sentito poco fa. Allora Paul, insomma, parliamo di una raffica di furti particolarmente inquietante, sì, per modalità e orario. Sì, allora come è già noto, penso l'abbia già detto appunto lei, purtroppo nella serata di sabato 30 settembre qui a Tarso, indicativamente tra le 20 e le 22, c'è stata una raffica di furti. La cosa è alquanto spiacevole. Ovviamente erano 2 giornate di festa, iniziava proprio il sabato qui in piazza, avevamo l'apertura della festa della castagna con la manifestazione Lo spirito degli antichi sapori. Eravamo tutti in festa, io personalmente non ero qui sabato, c'era comunque il sindaco, e questi malviventi, chiamiamoli proprio così, ne hanno approfittato proprio, e in quell'orario, secondo noi, insomma, tenendo d'occhio sicuramente le loro vittime, hanno aspettato che uscissero di casa e venissero a far festa qui in piazza, e sono entrati purtroppo in diverse abitazioni, e questo sicuramente è un evento alquanto spiacevole. Sono entrati in alcune abitazioni e hanno tentato di entrare in altre abitazioni, come nel caso della signora Silvia Fregonese, 91 anni. Questo va detto, insomma, signora. E lei abita qui poco distante, in questa stradina, in una casa qui sul retro. La casa sul retro, e se volete vi mostro anche la finestra. Ecco, dopo andiamo su e vediamo, ma intanto ci racconti un attimo, allora, cosa è successo. Era domenica, però non era sabato da me, domenica.
Era sabato sera. Sabato sera, mi diceva prima signora. Domenica che me l'hai raccontato, Silvia. Esatto, sabato. Comunque lei, signora, stava guardando la televisione. Io stavo guardando la televisione in camera mia. Tutto un momento sento un rumore e guardo la finestra e vedo la persiana che va su. Allora non mi sono agitata, non ho preso paura, insomma mi sono sentita sicura di quello che dovevo fare. Sono andata sulla finestra che era chiusa e dico: ma sentite, chi siete, cosa volete? Allora hanno tirato giù la persiana, però non l'hanno lasciata così, un po' su, in modo che tornea. E dopo sul cortile del comune, che è a fianco a me, c'erano 2 macchine, ma sono partiti con una calma. Loro non si sono agitati, pensare, Scini, Ciapa. Prima erano andati da Iva. E dopo, Il negozio di elettronica, dico i telespettatori. l'hanno fatto dopo però giù per questa strada della chiesa, ieri sono andata a trovare la signora perché era agitata e ha portato via tanto. Quindi in via Ruio, se non sbaglio. Sì, sì. Mi conferma, vice Sì, sindaco? via Ruio, che è appunto la stradina di fronte al municipio, però la cosa preoccupante è che comunque sono andati anche in un'abitazione di fronte proprio alla piazza 4 novembre dove appunto era in corso una festa. Quindi sono stati particolarmente spavaldi. Sì, sicuramente. Poi Non sono partiti neanche veloci. Come non gli interessa chi te vede. diciamo che nel caso appunto della signora Fregonese hanno trovato una donna forte, hanno trovato una donna che ha avuto il coraggio, diciamo, di mandarli via. In altri casi purtroppo sono entrati in abitazioni dove non c'era nessuno e hanno quindi avuto modo di fare quello che di questa volevano. signora. Ecco, ma lei, signora, però Fregonese, ha avuto veramente sangue freddo. Adesso però un po' di paura ce l'ha. Sì, adesso chiudo dappertutto quei gancetti, però adesso chiudo di più, insomma, ecco. Ecco, adesso sta un po' più attenta. Insomma, prima veniva il sindaco che a volte e mi ha detto: tiri dentro la chiave perché ci sono i ladri che girano. I consigli di Gianangelo Boffa, che appunto ha visitato poi e ha portato la solidarietà a tutte le vittime dei furti. Sì, a proposito del sindaco, fatalità, lui quella sera, quel sabato sera era qui, quindi ha accompagnato anche poi, sono stati chiamati i carabinieri e ovviamente li ha accompagnati nelle varie abitazioni dove sono avvenuti i furti e sappiamo insomma che sono in corso le indagini da parte ovviamente nostra, massima collaborazione insomma per fornire tutte le informazioni e soprattutto le indicazioni che possiamo dare al fine di poter arrivare, diciamo, a capire chi sono queste persone, insomma. Allora, grazie vice sindaco Polla, grazie Silvia Fregonese per la sua testimonianza molto preziosa. Silvia, quella che fa scappare i ladri da Tarso. Adesso lei è nota, insomma, è un po' l'antifurto di Tarso, lei, signora. Grazie davvero Silvia Fregonese, grazie Antonella Polla. Lina, per il momento è tutto da Tarso, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Davvero un portento, ci ha fatto anche il titolo la nonnina di Tarso, bravissima, davvero fossero tutti così pronti, no? I nostri cittadini, i nostri anziani, bravissima. Allora, fin qui Christian Arboit da Tarso per parlare appunto di furti, fenomeno che purtroppo, lo sappiamo, mette in allarme soprattutto in questo momento in cui ci si avvicina alle giornate più corte, più buie, poi quando ci sarà il cambio dell'ora purtroppo sappiamo che bisogna come sempre fare più attenzione. Adesso una buona notizia che fa piacere naturalmente anche a noi darvi, perché è fuori pericolo la mamma investita sabato da un pensionato colto da un malore, morto poi sul colpo l'anziano purtroppo. La mamma investita da questa macchina senza controllo è fuori pericolo. Il bambino invece, che era riuscita a spingere via con la carrozzina, siamo a Noventa Vicentina, era già stato dimesso.
E fuori pericolo la madre travolta da un'auto a Noventa Vicentina mentre stava passeggiando col suo bimbo di 5 anni. Tutto è successo sabato, quando in via Angussola improvvisamente è piombata alle spalle della donna l'auto guidata da un ottantenne che, colto da malore, ha perso il controllo della macchina. Per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne invece è stata colpita in pieno e scaraventata in un fossato. Le sue condizioni sono apparse in un primo momento gravi, mentre il bimbo, che si trovava in carrozzina, ha riportato solo lievi contusioni. Ad assistere impotente al dramma il marito della donna, che è rimasto illeso. Oggi il figlioletto è già stato dimesso, mentre la madre, dichiarata fuori pericolo, resta in ospedale per ricomporre le varie fratture riportate nell'impatto in cui ha tentato di proteggere il bimbo. Tanti messaggi di vicinanza anche da parte del sindaco di Noventa Vicentina. Come sindaco ho sentito il dovere di sincerarmi intanto delle condizioni. Mi hanno detto che fin da subito è stata fuori pericolo, è in osservazione all'ospedale, e poi insomma da cittadino, che io insomma che conosco anche se non direttamente la famiglia, mi sembrava doveroso insomma mandare un messaggio di vicinanza, di pronta guarigione. Allora intanto ringrazio Alessandro Granziera e Simone Merlo che sono in regia. Chiedo loro di mostrarci in sovraimpressione il quesito del sondaggio di quest'oggi. Oggi martedì, questa sera c'è il Ring, non perdetelo dalle 21:15. La domanda che vi sottoponiamo è quella che vedete appunto in onda. Manovra, addio ai bonus per pagare meno tasse? Cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Quindi il dibattito è incentrato su quelli che sono i provvedimenti del governo per dare una mano naturalmente a famiglie e imprese. Se ne fa un gran discutere, vedremo anche voi cosa ne pensate. Torniamo a parlare del tema furti perché si aggira intorno a diverse migliaia di euro l'ammontare del bottino del furto che è stato commesso all'interno del MAAP di Padova. Hanno rotto un vetro, sono entrati eludendo i controlli della sorveglianza e hanno scassinato una decina di casse di altrettante attività. Razzia all'interno della grande area del mercato agroalimentare di Padova in corso Stati Uniti. È avvenuta la notte tra domenica e lunedì. La mala scoperta fatta dai venditori quando sono arrivati all'alba. I ladri sono riusciti anche ad aprire una cassaforte che fortunatamente era vuota. Il bottino si aggira attorno a qualche migliaia di euro. La polizia sta indagando. Ieri, per ore, si sono svolti i rilievi della scientifica. Gli agenti hanno acquisito anche le immagini della videosorveglianza interna per capire se sono riuscite a riprendere i malviventi. Ancora cronaca con le immagini dell'intervento questa notte dei vigili del fuoco intorno alle 22:30 per spegnere l'incendio di un furgone in via Edmondo De Amicis a Castelfranco Veneto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, al lavoro però li vedete, la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha spento le fiamme ed evitato soprattutto la propagazione del rogo ai veicoli vicini. Sul posto anche i carabinieri con l'intervento dei vigili del fuoco che è terminato intorno alla mezzanotte. Adesso ci cercherà di capire come mai questo furgone ha preso fuoco. E invece a Jesolo, con altre immagini ancora, quelle di un'auto che è uscita di strada e si è schiantata contro una casa. È accaduto verso le 20:40 di ieri sera in via Piave Nuovo, appunto a Jesolo, ferito un giovane automobilista, fortunatamente non in modo grave. I vigili del fuoco, anche in questo caso del distaccamento del posto, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ragazzo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche i carabinieri e anche in questo caso, nel giro di circa un paio d'ore, l'intervento si è concluso. Allora andiamo a vedere l'home page del Gazzettino oggi in questa giornata in cui l'attenzione si concentra su quelli che sono i dettagli dell'operazione della Guardia di Finanza che ha interessato Venezia e il litorale in queste ultime ore, dati rilevanti su quelle che sono le strutture abusive. Si trasferisce con la figlia di 3 anni in garage per guadagnare sulla casa, affitta camera, bagno e salotto ai turisti. Si arriva evidentemente anche a questo nelle zone in cui c'è
tanta richiesta di alloggi per i turisti appunto. Emergenza immigrazione, la Lega, esercito ai confini, gli altri paesi già lo fanno, con chi addirittura, lo vediamo, propone di schierare i militari a nord-est, che sappiamo essere un'altra rotta di ingresso degli stranieri, degli immigrati. Un caso su cui andremo a sentire tra poco il servizio di approfondimento, il bambino di 11 mesi di Paese che è morto nel lettino del nido a Porcellengo con i genitori che affermano che il bambino Alessandro stava bene, sono ovviamente distrutti e cercano ora la verità. La procura ha messo sotto indagine direttrice e 2 maestre. Adesso vedo già nel monitor il nostro Filippo Fois, eccolo qui, che si trova a Venezia in diretta, e allora gli cedo subito la linea. Buongiorno Filippo. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo in Campo Manina, alle mie spalle c'è il monumento che è diventato improvvisamente famoso grazie a un video poi diventato virale, nel quale si vede l'assessore al turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini, allontanare una turista vestita in maniera piuttosto pittoresca che si stava scattando delle fotografie. Noi qua ci troviamo più o meno a metà strada tra il ponte di Rialto e il ponte dell'Accademia e a pochi minuti da Piazza San Marco, per cui proprio nel cuore di Venezia. Il video si inquadra per certi versi su quello che è uno dei problemi della città, vale a dire di un turismo, per usare un eufemismo, un po' sopra le righe, che oramai caratterizza sempre di più i flussi che attraversano a milioni la città. Noi siamo in compagnia di Tommaso Bortoluzzi, che è consigliere delegato al bilancio della Municipalità di Venezia. Ricordate, buongiorno Tommaso. Il Comune di Venezia è diviso in 6 municipalità, 2 in Laguna e 4 in terraferma, poi naturalmente c'è questa di Venezia che comprende anche le isole di Murano e Burano. Come si inquadra questo episodio che abbiamo visto in quest'ultimo video, in questo turismo che è sempre poco rispettoso della città? Si inquadra in una serie di episodi che sono successi in città e che sono ormai alla cronaca internazionale, quali il viaggio in surf sul Canal Grande, piuttosto che il tuffo dal 4º piano dell'edificio su un canale noto a Venezia. Si inquadra in un'immagine di Venezia che oggi non è più quella città di arte e cultura che era stata rappresentata negli anni 60-70 di sviluppo economico e degli anni 80, ma è diventato un parco a tema e sul quale stiamo lavorando da troppo tempo. Il parco a tema è diventato un'immagine che il turista percepisce in maniera non corretta. Ecco, questa è proprio la domanda che ci si fa a Venezia, perché un turista quando arriva in città si sente legittimato a girare in canottiere di infradito oppure a girare mascherato da carnevale, anche quando carnevale non è, mentre certe cose non le vediamo da altre parti, si tratta di Parigi, Londra, ma anche a Roma certe scene sono meno frequenti, e forse è proprio questa l'immagine che dà la città quando si arriva alla stazione o a Piazzale Roma e ci si vede contorniati solamente da altri turisti. I negozi sono tutti per la maggior parte negozi di souvenir, per cui proprio il messaggio che viene dato magari anche a livello subliminale è questo: siamo in un parco a tema. Sì, il messaggio è chiaramente questo. L'ultimo provvedimento che è stato il ticket d'accesso non fa altro che intensificare questa immagine di Venezia e non risolverà il problema dei flussi turistici, perché come è noto sono in aumento le strutture ricettive anche fuori città e anche in città stessa, 2700 posti al Tronchetto. Quindi ci si sente, si vedono negozi solo di souvenir, si vedono servizi solo per il turista e si è perso tutto quello che è negozio di vicinato, immagine di una città che non è più tale ma rimane un parco. Chi vede le vicende veneziane da fuori a volte si sente la critica: ma come voi vivete col turismo adesso vi lamentate anche che avete turisti? Noi viviamo col turismo, il turismo è apprezzatissimo, il carnevale è il momento giusto per mettersi in maschera, ma la città va vissuta con una certa etichetta e con lo spirito giusto in una città d'arte come molte altre ci sono al mondo e dove questi episodi accadono molto di rado. Qui ci arrivano gli addii al celibato quotidianamente e noi non siamo contro gli addii al celibato, ma a un certo modo di comportarsi in città lo pretendiamo il comportamento corretto e magari un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine che intervengono su questi episodi.
Qui le questioni sarebbero veramente tante da approfondire, perché prima abbiamo detto dei grossi flussi turistici che attraversano la città, dell'enorme numero di posti letto turistici che recentemente hanno superato anche quello dei residenti, per cui parliamo anche dello spopolamento. Quando si dice questa non sembra una città, effettivamente sempre meno persone, per cui ci sarebbe forse bisogno di una politica di lungo respiro, perché questi problemi non si risolvono certo mandando via un turista, pur avendo completamente ragione a farlo quando si comporta male, ma con una politica, diciamo, di lungo termine. La politica sulla casa, la politica sulla residenza, che in città manca completamente, che è mancata sul PNRR. Noi abbiamo proposto un investimento rilevante di 40 milioni di euro per il recupero di case pubbliche, portare famiglie, ma portare anche lavoro di qualità, che è diverso dal lavoro a basso valore aggiunto su cui la città ormai si è seduta. Dunque Lina, questa è la situazione. Naturalmente bene ha fatto l'assessore Venturini a intervenire in questo caso, anche se non era uno dei più gravi naturalmente che abbiamo visto, però insomma comunque è sempre bene ribadire che ci si trova in una città, in un parco giochi, però il problema rimane aperto ed è uno dei grandi temi, forse il tema di Venezia. Quale sarà il futuro di questa città? Io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie ai tuoi ospiti, un bel interrogativo questo. Nel frattempo arriva il plauso all'operazione della Guardia di Finanza che abbiamo citato poco fa del ministro Santanchè. Il mio plauso per l'importante lavoro che la Guardia di Finanza e la Polizia Locale della provincia di Venezia hanno svolto quest'estate, portando alla luce attività irregolari nel turismo, dice il ministro, situazioni, aggiunge, che ledono l'immagine dell'Italia nel mondo. Ha specificato il ministro, che quindi ha lodato l'iniziativa portata avanti appunto dalla finanza. Allora torniamo alla cronaca, lo accennavamo prima, il caso del bimbo di Paese, l'autopsia sarà effettuata a metà settimana, potrà si spera dire quali sono state le circostanze che hanno portato purtroppo all'improvviso decesso di questo bambino, con la famiglia che appunto ribadisce che stava bene. Ai nostri microfoni ha parlato l'avvocato dei genitori del piccolo, che dicono: non puntiamo il dito contro nessuno, ma desideriamo arrivare alla verità. La frase è stata: noi vogliamo la verità, sapere cosa è successo. Quindi dopo si vedrà che cosa sarà accaduto, cosa meno, non importa, sapere quello che è avvenuto, quindi la verità. L'avvocato Giorgia Canal ha incontrato i genitori del piccolo Alessandro Izzi. Nella mattinata Kevin e Laura sono ancora sotto shock e per questo seguiti dagli specialisti dell'ULSS 2. Da venerdì pomeriggio, da quando il bimbo è stato ritrovato morto all'asilo nido di Porcellengo, durante il riposino pomeridiano su di loro è calato il gelo, un dolore profondo e tanti interrogativi. Nei genitori, nella sottoscritta, puntiamo il dito contro nessuno, questo deve essere un principio base e fondamentale. Giustamente i genitori vogliono sapere che cosa è avvenuto a un bambino che è stato portato alla mattina sano, in regola, a una scuola, all'asilo nido, e che poi non è più tornato a casa. Quindi mi sembrano anche delle risposte legittime che si debbano dare a dei genitori. Sì, il bambino era sano. Sì. Il venerdì mattina è stato portato a scuola, era tranquillo, tutto regolare, e quindi per questo vogliamo sapere qual è la verità. E per arrivare a questa verità la procura ha disposto l'autopsia. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì mattina. Lo stesso anatomopatologo Alberto Furlanetto ha chiesto di essere affiancato da uno specialista dell'età pediatrica. Spesso in questi giorni si è parlato di morte bianca, la sindrome della morte in culla che colpisce i lattanti sotto l'anno di vita. È il momento delle ipotesi. Nessuno di noi ha certezze, non possiamo avere certezze. Sicuramente l'autopsia viene disposta proprio per poter avere delle risposte e quindi delle ipotetiche certezze, perché non abbiamo mai la certezza di nulla. Ma il fronte delle indagini è duplice. La stessa Procura della Repubblica, guidata da Marco Martani, conferma l'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 maestre presenti all'interno della struttura al momento del dramma, 2 educatrici oltre alla responsabile. Si tratta, spiegano da Palazzo di Giustizia, di un atto anche a loro garanzia. Sotto sequestro sono finiti la culla, lenzuola e cuscini, sigillata la stanza. Bisogna capire se il piccolo sia stato sorvegliato con tutte le cure del caso.
Come abbiamo detto all'inizio, non puntiamo il dito contro nessuno, ma perché non abbiamo elementi. Qualora ne sorgessero, allora sarà diverso, ognuno risponderà delle proprie responsabilità, ma se non dovessero essercene, ovviamente. Quindi siamo veramente in una fase delicata, anche nell'ottica di attendere quelli che possono essere i risultati dell'autopsia. E si vedrà cosa emergerà naturalmente in questo senso proprio dall'esame autoptico. Andiamo a un'altra storia che vi abbiamo raccontato in queste ore, infortunata e sanzionata, sorpresa amara per un'operaia Electrolux che dopo l'incidente sul lavoro si è vista decurtare lo stipendio. Appresa la notizia, i colleghi hanno bloccato la produzione con un corteo interno, si ritiri la sanzione, hanno detto è un pericoloso precedente. L'azienda gli ha dato una sanzione, tolto i soldi dalla busta paga perché accusandola di essersi infortunata e quindi dandogli la colpa dell'infortunio, cosa che non ho memoria che sia mai successa in questi termini e che ha fatto sì che la reazione prima della RSU e poi dell'insieme ai lavoratori in assemblea sia stata quella di una protesta dura. Corteo interno e sciopero di un'ora. Il segnale dei lavoratori Electrolux con destinatari vertici aziendali è stato immediato. L'episodio per il quale è scattata la protesta risale a qualche settimana fa, a fine agosto, quando un'operaia che stava movimentando un transpallet rimane incastrata con il piede, provocandosi una grave frattura. Una manovra errata per l'azienda che ha optato per la sanzione, decurtando lo stipendio di circa 30 euro. Di frenesia in fabbrica e ritmi serrati parlano le RSU. La donna, dicono, non aveva alternative, ma al di là del caso specifico, il timore è che si crei un pericoloso precedente. Abbiamo fatto un corteo interno alla fabbrica, siamo passati anche per gli uffici in modo da spiegare alla direzione che noi questa cosa non accettiamo e che andremo anche avanti. Abbiamo anche chiesto esplicitamente alla direzione di togliere la sanzione. Siamo passati anche nella fabbrica nuova sollecitando anche i lavoratori a seguirci, anche quelli che erano rimasti a lavorare. La lotta non finisce qua. Oggi tocca a un'altra collega, domani può essere uno di noi, che è una cosa che dobbiamo sempre essere uniti per combattere queste cose che non avvengono più, perché noi penso che a parte dei dirigenti dell'azienda siamo anche importanti nella fabbrica dove lavoriamo noi. Ad Arzignano adesso, nel Vicentino, per parlare di sicurezza, città sotto il controllo del Targa System, telecamere intelligenti in tutti i quartieri collegate alla polizia locale anche grazie al finanziamento degli stessi cittadini. Una rete di telecamere intelligenti collegate alla polizia locale di Arzignano per tracciare ingressi e uscite dai diversi quartieri. Sistema che si implementa di 7 nuove telecamere Targa System nel quartiere di Tezze, grazie al contributo di 24.000 euro arrivato da 23 famiglie. Il sistema in città ad oggi conta 41 telecamere Targa System che controllano 200.000 veicoli al giorno. L'operazione Quartiere Sicuro coinvolge quindi anche i privati che con donazioni contribuiscono alla creazione della rete di videocamere intelligenti per prevenire fatti illeciti o per individuarne i responsabili. Basti pensare che negli ultimi 12 anni in città si è registrato un calo dell'80% di furti in abitazione. Grazie al contributo dei cittadini di Tezze abbiamo dato via il progetto Tezze Quartiere Sicuro e quindi installato delle telecamere, o meglio Targa System, in alcuni punti strategici della nostra frazione, che risulta essere una delle frazioni più popolose, dove circola un quarto del flusso di veicoli di tutta la nostra città. Chiunque entri o esca dal perimetro viene di fatto tracciato. La telecamera Targa System è in grado di eseguire automaticamente la lettura e il riconoscimento della targa, elemento che permette di ricondurre al proprietario del veicolo, verificare se l'auto è rubata oppure se è stata inserita in apposite blacklist di attenzione, sistema che può fungere quindi anche da deterrente. Oltre 50 milioni di controlli all'anno eseguiti automaticamente e con estrema efficacia da questo innovativo sistema Targa System, che ad Arzignano è arrivato a contare 41 unità operative collocate nel territorio.
Oggi, grazie al contributo generoso delle famiglie di Tezze, siamo riusciti a fare la fase 2 di quartiere sicuro. Dopo l'ottima esperienza del quartiere Conche Main, anche alcuni cittadini di Tezze, 23 famiglie, grazie al coordinamento del consigliere comunale Mario Zuffelato, hanno raccolto i fondi per finanziare le telecamere pubbliche, che saranno pubbliche e gestite dalla polizia locale, per perimetrare l'intera area del quartiere frazione Tezze. E ora andiamo a Padova per la protesta, con incontro seguente questa mattina in prefettura per i rappresentanti sindacali e una delegazione di lavoratori dell'azienda ospedaliera di Padova e dello IOV per portare all'attenzione del prefetto la carenza di organico e il blocco delle assunzioni che sta mettendo a rischio l'erogazione dei servizi ai cittadini. Sentiamo allora cosa è emerso da questo confronto. Il prefetto consegneremo una lettera dove noi chiaramente siamo preoccupatissimi per questo deferimento e aspettare il 1° gennaio 2024 è un problema. La CRITE, che è l'organismo di riferimento che autorizza le assunzioni, ha dei tempi tecnici, fa delle trimestrali, quindi c'è tutta una burocrazia chiaramente. E nel frattempo come facciamo con i servizi? Questo è uno dei temi portati sul tavolo del prefetto Francesco Messina da parte dei rappresentanti dei lavoratori del comparto sanitario padovano. Preoccupa il blocco delle assunzioni voluto fino a fine anno. Manca personale a tutti i livelli, dai tecnici di laboratorio ai medici. Abbiamo un documento da presentare al prefetto, un documento per il governatore Zaia, dove abbiamo i dati anche della nostra funzione pubblica regionale Veneto, che dicono che l'ULSS 6 è a meno 6,5 di personale. L'azienda ospedaliera è un incremento dal 2020 al 2023 di personale, ma non si sa questo personale dove si sia inserito, anche perché l'osservatorio nostro, che sono arrivati circa 230 infermieri, ma ne sono andati via la metà. Gli OS non vengono chiamati dalla graduatoria, queste persone sono disperate in graduatoria perché ci dicono quando mi chiameranno e nel frattempo accettano per andare da altre parti. Le testimonianze dei lavoratori presenti al sit-in davanti alla prefettura sono eloquenti e raccontano di carenze di personale in tutti i reparti. Io è tanti anni che lavoro in sanità, credo che sia la crisi più difficile che io abbia mai visto, cioè una crisi come questa sicuramente non c'è mai stata. Con il Covid abbiamo visto tante cose, ma diciamo che il Covid è stata la punta dell'iceberg a cui è susseguita una diaspora, cioè le persone sono proprio fuggite. Da un'altra parte abbiamo bisogno di personale molto formato. Tanto sta che adesso per fare la mia professione di tecnico di laboratorio sono previsti 3 anni universitari compresi di tirocinio, ma nel momento che le persone arrivano nei laboratori hanno comunque bisogno di una formazione, anche perché bisogna tenere presente che chi lavora a turni e quindi copre le urgenze in laboratorio H24 molto spesso si trova a lavorare da solo. Questa dunque la protesta davanti alla prefettura, lo avete visto. Dopo la pubblicità ci collegheremo con la nostra Valentina Visentin per parlare di un'altra protesta ancora, quella degli studenti che sono tornati a dormire in tenda davanti al Bo a Padova per protestare rispetto al tema dell'emergenza abitativa. Intanto noi ci fermiamo qualche istante, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 oggi con tanta cronaca, lo avete sentito. Allora adesso andiamo a Vicenza dove l'amministrazione comunale ha convocato una commissione per parlare del Tribunale della Pedemontana e il Bassanese subito alza le barricate. A rispondere al sindaco Possamai è il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco. Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco,
politico esponente bassanese che si ritrova, come tanti bassanesi, con una commissione convocata dall'amministrazione comunale di Vicenza per parlare però del Tribunale della Pedemontana. È una cosa normale secondo lei? No, non è assolutamente normale, in quanto Vicenza non si è mai interessata di Bassano e di questo territorio, e trovo alquanto strano proprio una convocazione per parlare del Tribunale della Pedemontana senza invitare nessuno del comitato oppure gli amministratori e le associazioni di categoria di questo territorio, che da anni chiedono la riapertura di questo importante presidio di giustizia. È ovvio che siamo di fronte alle lobby di potere, i centri di potere vicentini che si stanno muovendo contro l'istituzione del Tribunale della Pedemontana, ma la cosa ancora più scandalosa è che sia proprio il Comune di Vicenza, quindi è l'ennesima riprova che il Partito Democratico, in questo caso nella figura del sindaco Possamai, siano apertamente schierati contro il nostro Tribunale. Quindi trovo veramente anche una mancanza di rispetto, perché insomma si sono schierati quasi 70 sindaci di 3 province, quindi Vicenza, Padova e Treviso, numerose associazioni di categoria, enti professionali, c'è un territorio di quasi 500.000 abitanti che chiede l'apertura di questo importante presidio di giustizia, e la posizione del Comune di Vicenza è alquanto veramente anche fastidiosa, proprio perché la vedo come un'ingerenza. Forse il sindaco Possamai, invece di occuparsi di Bassano, farebbe bene prima di tutto occuparsi della sua città, che è stato eletto a Vicenza e non a Bassano, e in secondo luogo dovrebbe pensare ai tanti problemi, ad esempio alla TAV, ai problemi dello spaccio della droga a Campomarzo, piuttosto che i problemi della sicurezza. Quindi prima di mettere il naso a Bassano, Possamai pensi a Vicenza, che ne ha già abbastanza. Anche perché a Bassano il dibattito è ormai chiuso, sono 6 mesi che se ne parla, tutti hanno già detto di sì. Aprire un dibattito a Vicenza adesso appare alquanto inusuale. Il nostro territorio si è dimostrato compatto, e quindi voglio dire, tranne gli ordini degli avvocati che si sono messi di traverso, tutti gli altri sono d'accordo. Avviare un dibattito su Vicenza veramente non ne capisco il senso, se non la mossa da parte di qualcuno, di qualche centro di potere, che ha tirato la giacca al sindaco Possamai, e lui ovviamente, per tenersi buona quella parte di elettorato, ha deciso di convocare questa commissione. Quindi penso che Vicenza non debba assolutamente occuparsi del Tribunale della Pedemontana, perché non è affar loro. Giù le mani del Tribunale della Pedemontana, possiamo dirlo? Giù le mani del Tribunale della Pedemontana, ma soprattutto Vicenza da tanti anni cerca di mettere sotto scacco il bassanese. Il bassanese è fortunatamente un territorio importante da un punto di vista economico e produttivo, un territorio che 20 anni fa sognava di diventare provincia, è un territorio che merita comunque di mantenere dei presidi di giustizia e tanti altri servizi fondamentali per i cittadini. Ora parliamo del governo che sta cercando di andare incontro alle famiglie con il famoso trimestre anti-inflazione, prezzi scontati o bloccati in alcuni supermercati da queste ore per 3 mesi, e i trevigiani, siamo appunto nella Marca, sembrano approfittare dell'iniziativa voluta dal governo. Da ieri nei supermercati aperti anche di domenica e oggi in tutti i punti vendita che aderiscono all'iniziativa del governo trimestre anti-inflazione, tra gli scaffali appaiono questi cartellini ad indicare i prodotti i cui prezzi sono ribassati o bloccati per 3 mesi appunto, nonostante i rincari. Una misura voluta dall'esecutivo per aiutare le famiglie in un momento in cui il carrello della spesa è sempre più caro. Questo è l'elenco di market e farmacie aderenti, consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domenica, primo giorno effettivo, è stata una giornata impegnativa. Molti clienti non avevano le giuste informazioni e si aspettavano lo sconto del 10% sull'intera spesa. Abbiamo passato il tempo a spiegare loro come funziona, ci racconta la dipendente di un supermercato. Ma i trevigiani che sono andati a fare la spesa in queste ore hanno visto da vicino l'iniziativa attraverso i cartellini inseriti tra le corsie, e c'è chi scopre lo sconto guardando lo scontrino all'uscita dal centro commerciale. Ha avuto un risparmio? Penso di sì, sì. Lo sapeva di questa iniziativa del 3 mesi? Sì, l'avevo sentito. C'erano un po' di sconti oggi. Ho visto i prezzi ribassati, sì. Ben venga, visto quanto costa fare la spesa oggi. Visto il periodo, ben venga sempre. Ho visto che erano parecchi, infatti ne ho approfittato. Deve rinunciare a qualcosa ultimamente per riuscire a quadrare i bilanci? Senz'altro sì, non si può mantenere il ritmo precedente, bisogna cambiare passo. Visto sconti? Sì, all'emisfero del supermercato. Conviene, è una cosa buona? Sì, conviene. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, dipende poi ovviamente i posti. Sarebbe utile, così vanno incontro anche le famiglie più bisognose. Direi. Perché costa sempre di più fare la spesa? Sì, decisamente di più.
Primi sconti legati al patto anti-inflazione anche nei supermercati del Veneziano, che hanno deciso di aderire a questa iniziativa. A Mestre il provvedimento pare essere piaciuto, ma dovrebbe essere esteso anche ad altri generi alimentari come frutta e verdura, dicono le persone che abbiamo intervistato. Ho notato che c'erano dei prezzi vantaggiosi, scontati, per cui ho approfittato. Come vede, anche troppo peso, devo andare. Comunque era tutto, diciamo, che costava di meno. Tutto che costava di meno, sì, dai, sono contenta per oggi. Grazie. Speriamo in futuro. I prezzi più bassi che da oggi hanno trovato i mestrini che sono andati a fare la spesa sono frutto del cosiddetto patto anti-inflazione, sottoscritto pochi giorni fa a Palazzo Chigi, a cui a livello nazionale hanno aderito circa 25.000 supermercati che per aiutare a spendere meno applicheranno sconti del 10% sui prodotti alimentari di base per un trimestre fino al 31 dicembre di quest'anno. Faccio la spesa perché mi serve, devo fare la spesa e se ne approfitta nello stesso tempo. Secondo lei è una buona idea? Funzionerà? Spero, me lo auguro per tutti noi, perché poveri cittadini. È aumentato parecchio fare la spesa? Molto, parecchio. No, non lo sapevo e non mi sono accorta degli sconti. Ma cosa ha comprato? Poche cose, quindi forse anche dipende da quello. Sì, è più caro fare la spesa oggi rispetto a qualche mese fa? È caro da tanto tempo, secondo me, da un anno o forse anche di più di un anno. Sì. Ma non si era accorta delle offerte? No, ma forse non ci ho fatto caso. Che cos'è che costa di meno? Beh, il latte di sicuro, ci sono proprio prezzi bloccati, il latte, la pasta, i beni di prima necessità, il burro, il formaggio e tante cose vedo che sono proprio scontate. Secondo lei è un provvedimento che poi alla fine si vede nello scontrino? Ma non lo so quanto, non lo so, perché comunque la frutta e la verdura veramente sono molto costose. Frutta e verdura sicuramente sono alle stelle, poi dopo il resto, ma frutta e verdura, soprattutto chi ne fa un uso... Hai approfittato della merce che era in sconto, che era bloccata, come prezzo? Sì, ho approfittato. Cosa ha preso? Ma erano più che altro biscotti, questo scatolame vario, diciamo, non frutta e verdura, no, non c'era. Comunque dovrebbe essere inserita, diciamo. Dovrebbe essere inserita. E ieri, in vista di Ring, vi avevamo chiesto proprio se con questa spesa con bollino anti-inflazione avevate già notato dei risparmi. Come sempre l'esito del sondaggio ieri sera a Ring ve lo riproponiamo oggi, perché il risultato, lo vedete, è stato un sonoro no, l'80,4% contro un 19,6% del sì. È evidente anche che questa iniziativa deve ancora prendere piede. Le persone, avete sentito, se ne sono relativamente accorte, le attività ancora devono esporre tutta la merce, tutta la scontistica, ma insomma al momento non si vede risultato. Vedremo poi naturalmente col proseguo dei giorni, delle settimane, se darà gli esiti sperati. Adesso vedo in collegamento in diretta da Padova Valentina Visentina, eccola qua col suo ospite, perché gli studenti davanti al BO hanno dormito in tenda, vero Valentina? Sì, buongiorno Lina, la notte in tenda, adesso le tende stanno per essere smontate perché la mobilitazione, la protesta si sposta da Padova a Venezia. L'obiettivo degli studenti è quello di incontrare la regione, oltre a essere visibili qui davanti all'università, vogliono essere ascoltati questa volta perché a maggio hanno dormito 10 giorni in tenda, non è cambiato nulla, questa notte un'altra volta e quindi adesso vogliono far arrivare la loro voce proprio in regione. Qui con me c'è sempre Domenico Amico. Insomma, com'è andata questa notte e adesso perché avete deciso di spostarvi a Venezia? Dopo 10 giorni a maggio eravamo riusciti a, come dire, dialogare con tutte le istituzioni. La grande assente era ancora una volta la regione. Anche stanotte abbiamo anche riflettuto su che cosa volesse dire questa protesta. Evidentemente la regione non vuole ascoltarci, noi possiamo stare qui, non è facile, non siamo qui felici di protestare e dormire in tenda, ma vogliamo delle chiare risposte. Con le istituzioni abbiamo avviato dei tavoli e dei percorsi per trovare delle soluzioni. La regione ancora una volta non ci sta ascoltando su 3 richieste basi e fondamentali. La notte è andata bene, ma abbiamo deciso di staccare e di proseguire davanti ai luoghi di potere, davanti ai luoghi decisionali. Siamo stanchi di questo silenzio costante da parte della regione e da parte di esponenti
componenti anche della giunta regionale. È una loro responsabilità sulle borse di studio e sulla residenzialità pubblica, è una loro competenza. Chiediamo quindi che si affronti il problema con loro. Noi siamo disponibilissimi con un tavolo, con una serie anche di tavoli per trovare delle soluzioni, ma è impossibile che dopo 4 mesi la Regione non riesca a esprimersi su questo tema. Avete esposto anche una sorta di scontrino, in realtà un promemoria di quello che è la spesa effettiva di uno studente universitario fuori sede, sono circa 12.000 euro di spese. Non protestiamo solo per il caro affitti. Il caro affitti è uno dei tanti tasselli che compongono quello scontrino. 400-500 euro al mese. In più abbiamo anche 200-300 euro al mese per le bollette, per le spese alimentari, per i libri e il materiale accademico, per un psicologo o anche per un'assistenza ospedaliera che ha un suo costo annuo. Tantissimi studenti, sono uno studente fuori sede in primis che sa perfettamente che ha difficoltà a poter entrare all'interno di un ospedale, a poter avere un'assistenza medico gratuita perché non sono uno studente in questa regione. E allora quello che chiediamo è: considerate che noi abbiamo 12.000 euro all'anno per viverci la vita universitaria e per poter sostenere queste spese, ma io mi chiedo chi effettivamente può sostenere questa cosa, perché da qui a qualche anno diventerà sempre più elitario, i prezzi si alzeranno, se la situazione non cambia, se la politica non prende provvedimenti, allora saremo, come dire, non costretti ad andarcene, ma non ci sarà più un'università effettivamente accessibile a tutti e a tutti. Qual è dunque il prossimo passo di questa mobilitazione? Una richiesta ufficiale di incontro con la Regione? Assolutamente, lo chiediamo in realtà da un po' di anni. Però soprattutto dopo le scie di maggio e di settembre vogliamo un tavolo con le organizzazioni, con la Regione, con anche i rappresentanti eletti nelle varie università del Veneto. Siamo la Regione che meno finanzia il diritto allo studio, abbiamo 3.200 idonei non beneficiari in tutta la Regione, 1.995 solo a Padova, su 5.000 idonei non beneficiari in tutta Italia. Siamo la Regione che meno finanzia il diritto allo studio. Perché trascurare questo problema? La Regione deve investire, spendiamo di meno della Regione Calabria e io mi chiedo sempre com'è possibile che una regione così forte economicamente, che traina anche questo paese, non pensi al futuro e della nostra generazione. Allora ringraziamo Domenico Amico, avete visto intanto alle mie spalle le tende si stanno smontando, i ragazzi stanno smontando piano piano le tende perché appunto la protesta dunque si sposta a Venezia dove ci sono i palazzi della regione. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite, grazie a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Allora lo dicevamo in apertura, oggi è la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza. Sono trascorsi 10 anni dal naufragio di Lampedusa in cui hanno perso la vita 368 migranti. Dovremmo avere collegato al telefono Don Bruno Baratto, che è direttore dell'ufficio diocesano per le migrazioni di Migrantes di Treviso. Buongiorno Don Bruno. Vediamo se ci sente. No, l'abbiamo perso. Pronto? Aspettiamo qualche secondo allora. Allora andiamo invece velocemente alla Caritas Antoniana che ha come proposito naturalmente come obiettivo di essere con gli ultimi là dove non c'è speranza. È lo slogan che definisce Don Bruno, eccola, la sento, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccolo qua Don Bruno, allora la Caritas Antoniana parleremo dopo. Don Bruno, abbiamo voluto avere lei in collegamento perché con i migranti opera da parecchio tempo, conosce bene quella che è la realtà dell'immigrazione nel nostro territorio. Che valore ha questa giornata della memoria e dell'accoglienza, Don Bruno? Io credo che fare memoria sia una cosa impegnativa, perché chiede di essere disponibile a lasciarci cambiare da quello che è accaduto. Perché dopo che è accaduto non posso più dire non potevo saperlo. Dopo che è accaduto far memoria mi chiama a farci i conti. E quanto è accaduto ormai 10 anni fa, lo dicevate anche voi, non ha contribuito a fermare una strage. In 10 anni ne sono morti altri 26.000 migranti, morti o dispersi. Quasi 1.200 di questi erano minori e vanno ad aggiungersi a tutti quelli morti nel deserto, lungo le rotte balcaniche. Da Mare Nostrum
in mari di tutti quelli che si affacciano sulle sue rive, il Mediterraneo diventa mare monstrum, un mostro che divora vite e dignità. Come affermava Papa Francesco a Marsiglia, è diventato da culla di civiltà tomba della dignità. Lo ha ricordato anche il Vescovo di Treviso durante la preghiera che da 10 anni si tiene in Caritas. Ascoltiamo in silenzio a memoria di questa strage, chiedendo che da indifferenza, individualismo e insicurezza si possa passare a scelte di condivisione, di compassione e di conforto. Senta Don Bruno, eppure come lei diceva non è cambiato molto, anzi stiamo vivendo in questa estate prolungata, no? Perché il meteo poi sappiamo che in qualche maniera influisce anche sugli sbarchi, un'emergenza continua, sembra un'emergenza infinita quella dei migranti, o quantomeno viene così gestita. Infatti, io credo che sia necessario piangere i morti, si parte da lì. Da non considerarli soltanto numeri di un record dell'orrore, ma volti, storie, vite. Però poi è altrettanto necessario far sì che quei volti, quelle storie, quelle vite possano diventare ricchezze per chi li vive e per tutti noi, perché ne abbiamo sempre più urgentemente bisogno, di uomini e donne che possano ora, non fra 20 anni, sostenere con il proprio contributo lavorativo o sociale la nostra organizzazione socio-economica sempre più fragile, non solo le pensioni, la sanità, la scuola, la sicurezza, fino alla raccolta e allo smaltimento delle immondizie, per dire. Perché ricordiamolo che provvedimenti strutturali sulla natalità, che sono ancora di là da venire, chiedono comunque almeno 20 anni per portare frutto. Ma per giungere a questo è sempre più necessario creare le condizioni perché questo possa avvenire, altrimenti il clima di paura e di insicurezza che dilaga non permetterà altro che conflitto e ostilità e staremo peggio tutti. Senta Don Bruno, lei che lavora con i migranti, opera, vive con i migranti da tanto tempo, la realtà del territorio la conosce bene. Com'è cambiato in questi anni, non solo negli ultimi 10, ma insomma direi negli ultimi 20 almeno, la presenza e il contributo degli stranieri nella nostra provincia, in questo territorio, ma in Veneto in generale? È cambiata in molti modi, ci sono stati almeno 2 o 3 cambiamenti, fasi diciamo così, di grande respiro. All'inizio, lo sappiamo, lo ricordiamo bene, noi più anziani erano singoli, erano uomini, poi sono diventate pian piano famiglie e pian piano si è avuto un accesso iniziale alla casa, una casa almeno attraverso i mutui. Poi c'è stato l'ingresso di molte donne, soprattutto dall'est, poi ancora il tempo della difficoltà della recessione dal 2008 in poi il tempo degli ingressi per richieste di protezione. E qui il discorso diventa davvero impegnativo, perché in quel momento si sono ridotti in maniera fino a sparire gli ingressi per lavoro regolare. E questo ha voluto dire, tra l'altro, una serie di difficoltà importanti. Le condizioni di cui parlavo prima sono ormai chiare. Creare possibilità di ingresso regolare per lavoro vuol dire risparmiare non soltanto sofferenze e tragedie, ma banalmente anche soldi dei contribuenti. Chi arriva richiedendo protezione costa a tutti noi 35 euro al giorno o 50 se viene messo in un CPR, un centro di permanenza per rimpatrio. Se arriva cercando lavoro, come è richiesto da gran parte delle nostre aziende, può essere costo condiviso con chi lo assume nella ricerca di un alloggio, magari con provvedimenti che aiutano a risolvere anche la crisi di alloggio per tanti italiani in stato di necessità, insieme all'opportunità e il dovere di imparare l'italiano, di creare relazioni con gli abitanti del territorio, un'accoglienza a misura umana, perché allora la trasformazione che io e tanti altri che lavoriamo da anni con i migranti sentiamo necessaria è mettere le comunità di arrivo, le nostre comunità locali, in condizioni che possano essere più capaci di gestire un inserimento meno conflittuale, riuscire a contribuire a governare il fenomeno facendolo finalmente diventare opportunità per chi arriva e per chi accoglie. Ma per far questo le comunità locali devono essere messe nelle condizioni di poterlo fare. Se si esaspera la paura e l'insicurezza, non restano molti margini in questo senso.
Senta Don Bruno, ma allora accoglienza diffusa oppure questi grandi centri? Si fa un gran parlare adesso anche di questi CPR in ogni regione per trattenere tra l'altro i migranti. 10 anni fa, quando c'era la possibilità di un'accoglienza diffusa anche in convenzione con il governo, c'è stata un'importante azione ed esperienza di questo tipo anche attraverso la comunità ecclesiale, in collaborazione con alcune cooperative, con le Caritas, eccetera. Eravamo arrivati a 2000 posti su tutto il territorio trevigiano. Poi il cambio delle condizioni di appalto per l'accoglienza hanno messo in crisi completa questa possibilità, rendendo possibili soltanto hub da almeno 40 persone in su. Si è continuato a fare in altra maniera, però chiaramente non si può reimprovvisare un discorso del genere. Certamente, quindi ci vorrebbe appunto, come dice lei, creare di nuovo le condizioni e secondo lei con le mosse, adesso non pretendo di trascinarla in politica, ma con le mosse che attualmente si stanno facendo, che condizioni si possono creare? Beh, le vediamo già. Certamente. E non dico molto di più. Ecco, io credo che celebrare la memoria di questi morti e di tutti quelli venuti dopo dovrebbe essere fare in maniera che almeno non siano morti invano, ma invano non solo per la loro vita, invano anche per la nostra vita, per la nostra dignità di uomini e di donne oggi. Grazie Don Bruno, grazie per le sue parole. Mi sembra un'ottima maniera ringrazio a voi per il vostro invito. Grazie a lei, Don Bruno Baratto, allora direttore di Migrantes a Treviso, dell'ufficio diocesano che si occupa delle migrazioni, anche per le parole che inducono necessariamente a una riflessione su questo tema. Adesso andiamo a sentire il primo bilancio sociale che racconta le opere all'estero e in città a sostegno dei più deboli e dei più poveri, invece della Caritas Sant'Antonio. Le sentiamo riassunte dal direttore della Caritas, padre Valerio Folli, e dal rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Antonio Ramina. 106 progetti finanziati su più di 200 progetti che sono arrivati in sede per un finanziamento di circa 4 milioni di euro a beneficio di circa 45 paesi nel mondo. Caritas Sant'Antonio promuove principalmente progetti di sviluppo, quindi sono quei progetti che cercano di aiutare le comunità e le persone a trovare una crescita sociale ed economica, e a questi si affiancano anche progetti di emergenza legati purtroppo a quelle situazioni che accadono come purtroppo sono la guerra, quindi anche progetti a favore dell'Ucraina, oppure questa emergenza continua legata ai migranti e ai profughi, anche loro in fuga da situazioni sociali, politiche, economiche e climatiche difficili. Qui a Padova e nel Veneto i frati nel nome di Sant'Antonio sono presenti con molte iniziative, attraverso anche molte associazioni, grazie a molti volontari che ci danno una mano. Per quanto riguarda qui nei pressi della Basilica è molto noto, lo sappiamo, il pane dei poveri, che aiuta molte persone non solo dal punto di vista del cibo, di cui tante volte hanno ancora bisogno, ma anche in soccorso di quelle situazioni di indigenza relativamente a bollette da pagare, situazioni di malattia che chiedono cure particolari, che hanno bisogno di sostegno, di accompagnamento, a volte anche di aiuto economico. Poi in molti nostri conventi ci sono iniziative di carità, qui su Padova penso in particolare alle iniziative legate al villaggio di Sant'Antonio, a Noventa Padovana.
E quello che è invece un simbolo della migrazione, il murale Il bambino migrante dipinto da Bansky a Venezia, sarà restaurato e messo in sicurezza. Lo ha annunciato il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, dipinto che riproduce, lo avete visto, un bambino migrante con una torcia di segnalazione in mano e un giubbotto salvagente, si trova sulla parete di un palazzo vicino a Campo San Pantalone, a pelo d'acqua sul Rio Novo. Proprio per questo si sta deteriorando a causa dell'umidità, della salsedine e delle acque alte. Sarà un'importante banca a finanziare i lavori. L'opera fu realizzata la notte tra l'8 e il 9 maggio del 2019, con Sgarbi che spiega che a segnalare la fragilità del dipinto murale erano stati il sindaco di Venezia Brugnaro e il presidente della regione Zaia, e dunque ha detto mi sono attivato subito, non ci interessa se l'opera abbia o no più di 70 anni, questo escluderebbe infatti l'intervento della sovrintendenza, né se l'autore sia vivo e neppure se ci dia il consenso al restauro, dal momento che tra l'altro il murale sia stato realizzato tra virgolette illegalmente. Mi assumo io la responsabilità dell'intervento avendo la delega sull'arte contemporanea ed è mio compito, così ha detto Sgarbi, tutelarla. Adesso noi andiamo qualche minuto in pubblicità, poi ci collegheremo con San Francesco a Treviso, una delle chiese più amate di Treviso, e con il suo custode, padre Oliviero Svanera, perché domani San Francesco inizieranno una serie di importanti celebrazioni. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3. Allora saluto e ringrazio, lo vedo collegato, padre Oliviero Svanera, custode della chiesa di San Francesco a Treviso, una delle realtà più amate storicamente e tradizionalmente dalla città, vero padre Oliviero? Buongiorno. Pace e bene a tutti voi che siete collegati con la TV. Pace e bene. Grazie padre Oliviero. Allora domani si celebra la festa di San Francesco, patrono d'Italia, e devo dire che anche da quello che ci avete comunicato sono tante le novità che avete deciso di introdurre quest'anno. Diciamo appunto che se è patrono d'Italia, l'idea che abbiamo avuto come frati è di fare in modo che sia sentito come tale. Ecco, quindi abbiamo iniziato lo scorso anno invitando quelle che qui a Treviso sono chiamate le collaborazioni pastorali, cioè le realtà ecclesiali guidate dai parroci nelle varie zone di Treviso, poi le associazioni, i movimenti che ogni sera nella novena hanno partecipato alla Santa Messa e alla riflessione francescana. E poi ecco, l'iniziativa diciamo nuova quest'anno è stata quella di allargare l'orizzonte proprio in quanto patrono d'Italia anche alla società civile. E quindi l'invito è stato rivolto ai sindaci della cintura di Treviso, recuperando quella che è una tradizione che viene fatta ad Assisi, dove vengono invitate le regioni d'Italia a turno e offrono l'olio alla lampada votiva che poi viene offerta alla tomba di San Francesco e che diventa un segno di preghiera per tutto l'anno. Allora in questo caso, iniziando con il sindaco di Treviso, ci sarà questa offerta dell'olio da parte del comune e la lampada poi verrà posta all'altare di San Francesco in segno di preghiera costante e resterà lì per un anno sempre accesa in segno di affidamento della città a San Francesco. Abbiamo visto che avete un bel elenco di sindaci, appunto Treviso, e poi negli anni successivi Carbonera, Casier, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto, Silea, Villorba, Zero Branco. Quindi avete già invitato, mi pare di capire, anche proprio i primi cittadini a presenziare comunque domani alla celebrazione. Sì, sono andato personalmente a fare questo invito ai sindaci, i quali sono rimasti sorpresi e hanno ben accolto questa proposta, in segno proprio di come San Francesco, io vengo anche dall'esperienza di Sant'Antonio, i santi francescani hanno questo fascino, San Francesco in modo particolare, anche perché forse è sentito anche dal mondo laico come un messaggero di valori che sono anche così attuali. Pensiamo anche solo al tema della pace, pensiamo alla solidarietà, alla fraternità su cui insiste molto Papa Francesco. Quindi i sindaci hanno accolto ben volentieri questo
questa proposta e saranno presenti tutti alla celebrazione di domani pomeriggio, che sarà presieduta dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Quindi ricordiamolo, domani appuntamento a che ora, padre Svanera? Alle 17:30 c'è questa Santa Messa solenne, appunto, con il vescovo e tutti i sindaci. Poi, a proposito di celebrazioni, noi venerdì sera avremo anche un grande concerto, anche qui in modo un po' particolare. Abbiamo voluto sentire una voce laica come quella di Massimo Cacciari, che ha sempre espresso una particolare attenzione al santo di Assisi in vari interventi, anche scritti proprio dedicati a San Francesco, oltre all'ensemble Vivaldi dei solisti veneti e la presenza straordinaria del flautista Roberto Fabriciani. Ecco, tutto questo a coronamento, credo, di una solennità che sentiamo viva qui a Treviso, ma in tutta Italia. È un accostamento interessante quello con Massimo Cacciari, no? Filosofo sì, ma uomo di sinistra. Magari non è quello che ti aspetteresti di trovare a un concerto in onore di San Francesco, è vero? Sì, è una cosa un po' sui generis, perché in genere i concerti o sono conferenze, no? E l'idea invece di coniugare un intervento previo di 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti da parte di Massimo Cacciari, che ha accolto volentieri questa proposta, diventa un'occasione interessante anche proprio per cogliere la figura di Francesco, che è trasversale rispetto anche al mondo cattolico, e quindi colpisce, lui stesso dice, lo stesso Massimo Cacciari dice in alcuni suoi interventi, che è una figura che lo inquieta. Ecco, credo che sia una parola anche interessante, perché una figura così o ci inquieta, se ci lascia invece tranquilli non esprime tutta la vivacità e la bellezza che un santo così esprime. Lei lo diceva prima, no? Viene dall'esperienza di Sant'Antonio, dove c'è una grandissima devozione. Anche San Francesco a Treviso è nel cuore dei trevigiani. Lei tra l'altro è arrivato come custode negli anni del Covid, di fatto ha vissuto il ritorno in chiesa, non semplice, anche con un po' di diffidenza da parte degli anziani, le mascherine, ricordo di essere stata proprio alla prima messa dopo il Covid, insomma un periodo non semplice. Secondo lei perché i trevigiani sono così affezionati a questa chiesa e a questo santo? Ma direi innanzitutto, forse intanto per motivi anche storici. Teniamo presente che i francescani arrivano qui vivente ancora San Francesco, siamo proprio all'inizio degli anni 20, e quindi c'è una lunga tradizione che accompagna i francescani a Treviso, come succede in altre città ovviamente. Però poi credo che con le soppressioni napoleoniche questa chiesa era stata abbandonata, era stata trasformata in caserma, in magazzino, eccetera. La città all'inizio degli anni 20 se n'è riappropriata e lo ha fatto proprio di sua iniziativa, e da allora, poi nel 1928 sono stati chiamati i frati, e da allora c'è questo legame molto, molto sentito, come se la città avesse proprio bisogno di vedere in Francesco un uomo che dava un senso di rinascita e che diciamo provoca continuamente anche a vivere il Vangelo. Quindi credo che è un santo che poi la città ha sentito suo, tant'è che qui, ecco, la chiesa è frequentata, oltre che dai trevigiani cittadini, proprio anche dai comuni limitrofi. Quindi è diciamo uno sguardo che si ha su San Francesco che, ecco, colpisce proprio perché arriva al cuore di tutti. Benissimo, allora ricordiamolo, padre Oliviero, è ad entrata libera il concerto di venerdì, che sicuramente in tanti vorranno... Certo. Benissimo. Certo. Prego. Sì, è entrata libera, quindi poi eventualmente, come si usa dire, chiederemo un'offerta responsabile, ma la proposta è una proposta ecco, spirituale, si inserisce nella volontà di poter lasciarci coinvolgere dal messaggio di San Francesco attraverso certamente la musica e attraverso anche una meditazione, e quindi una serata che vuole essere proprio anche così, chiamiamola di meditazione. Certamente siamo in una chiesa dedicata a San Francesco e vogliamo che già la chiesa di suo è molto affascinante, colpisce molto proprio perché invita al silenzio, invita al raccoglimento. È un tempio, come qualcuno lo chiama, anche che permette con l'acustica un grande ascolto
e quindi un'occasione, diciamo pure, di grazia. Tutti siamo invitati, la chiesa è abbastanza grande, quindi pensiamo che possa ospitare tranquillamente anche tante persone. Infatti la mia domanda mirava a questo, non c'è necessità di prenotazione, c'è posto per tutti, diciamo. Sì, c'è posto per tutti, è la nostra, e noi francescani siamo accoglienti, cercheremo di trovare più sedie possibili. Grazie a Dio, come diceva lei, il tempo del Covid è anche un po' finito, possiamo anche stringerci un po' di più rispetto alle cosiddette distanze che ci venivano costrette nei tempi scorsi. Sì, davvero, con i posti segnati, mamma mia, sembra un'eternità fa, invece è davvero pochissimo tempo fa, vero? Certo. Oh, difatti è un altro vivere, ecco, anche nella Chiesa, questo, anche se le persone a volte, qualcuno dice ma non mi danno il segno della pace, c'è ancora qualcuno che forse teme, si igienizza le mani, eccetera, insomma, restano ancora queste precauzioni, ma insomma non sono ormai precauzioni che disturbano, ecco, e quindi che il segno della pace è un segno francescano, che possiamo esprimerlo e possiamo anche viverlo, soprattutto portando nel cuore in questo tempo in cui pregare San Francesco ha un significato particolare, visto che le guerre sono sempre all'ordine del giorno, e Francesco ha fatto di tutto per dare un messaggio diverso, che è molto evangelico. Certamente. Grazie mille allora Padre Oliviero, e buone celebrazioni, buona festa. Immaginiamo che sarà davvero partecipata, appunto, visto il sentimento d'affetto della città. Grazie a voi, e siete tutti invitati alla Chiesa di San Francesco a celebrare il Santo Patrono d'Italia. Pace e bene a tutti. Grazie Padre Oliviero Svanera, custode di San Francesco a Treviso. Poco fa invece Don Bruno Barato, parlando di migranti, ci parlava dell'importanza della memoria, no? Ecco, a 60 anni dalla tragedia del Vajont la memoria deve essere militante, non solo un omaggio alle vittime. Così ieri sera al Ring ha detto Adriana Lotto, presidente dell'associazione Tina Merlin. Il problema è, ecco, quale memoria? Perché non è solo la memoria delle vittime, certo che le dobbiamo ricordare tutti gli anni perché ci va quasi 2000 vittime, però bisogna che sia una memoria, io la definisco militante, cioè che ci insegni a fare in modo che queste tragedie non accadano più, insomma. Allora, quello che Tina Merlin ha sempre messo in evidenza, e che vale anche per oggi, è questo, che quando la scienza e la tecnica, che pur sono necessarie per il progresso, però che sia progresso per tutti, non soltanto, diceva lei, per chi si riempie le tasche di portafoglio di denaro, la scienza e la tecnica, quando sono subordinate alle esigenze dell'economia e quando la stessa politica si subordina agli interessi economici, succede questo cortocircuito, come è successo appunto al Vajont, laddove la SADE comincia a costruire l'invaso senza avere le autorizzazioni, perché tanto dopo verranno, laddove le commissioni di collaudo vedono al loro interno gli stessi esponenti dei funzionari dei ministeri, che poi riportavano al ministero relazioni che faceva la SADE stessa. Ecco, quando abbiamo questa commistione di politica, di economia, di scienza, ripeto, di tecnica, succedono in queste cose. Per ricordare non il passato, ma ricordare il passato in funzione del futuro, cioè evitare che succedano ancora cose di questo tipo, ma in realtà sono successi, perché anche dietro il crollo del Ponte Morandi c'è una dinamica simile, cioè manca il controllo, manca quello che Tina Merlin chiamava il controllo democratico, proprio in un convegno del 1986 a Tolmezzo, ecco, dove andò con il giudice Fabri. Lei chiarì questo, insomma, noi cittadini dobbiamo sempre controllare, mai affidarci a chi sa di più, a chi ci governa, pensando che faccia il bene comune. Ecco, dobbiamo sempre controllare.
Lo avete sentito dunque, queste le parole di Adriana Lotto ieri sera a Ring. Allora, noi voltiamo pagina, vi voglio mostrare le immagini della delegazione trevigiana che è arrivata poco fa a Tallinn in Estonia, perché la città di Treviso si contende con la città spagnola di Viladecans il titolo di città verde d'Europa. Vediamo se riesco a mostrarvi anche una foto. Eccolo qua, del sindaco Mario Conte a Tallinn, appena sbarcato dall'aereo, per appunto il titolo di Città Verde d'Europa 2025 che Treviso appunto si contende, come vi dicevo, nell'ambito delle città tra 20.000 e 100.000 abitanti con una realtà spagnola. Sono in finalissima e l'appuntamento è per il 5 di ottobre e vedremo come andrà a finire. Adesso noi ci spostiamo invece a Bassano del Grappa perché il nostro Alex Giuliano insieme a Renzo Rigon ha incontrato il mago, chiamiamolo così, Andrew Basso, che in realtà è il più grande escapologo al mondo, che è pronto a stregare migliaia di appassionati che arriveranno da tutto il Veneto e dal nord-est per il suo spettacolo a Bassano del Grappa. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Preparatevi a rimanere sorpresi perché qui con noi c'è Andrew Basso, il più grande escapologo al mondo. Parleremo del suo spettacolo Credi nell'impossibile show, uno spettacolo che andrà in scena a Bassano del Grappa il 28 ottobre alla CMP Arena. Tantissima è la curiosità, tantissime le persone che stanno comprando, prenotando il biglietto da tutta Italia, perché Andrew dobbiamo spiegare che tipo di spettacolo vedrà la gente. Questo è uno show di magia, illusionismo ed escapologia di proporzioni che Bassano, il Veneto, non ha mai visto prima. Però prima di entrare nel dettaglio dello show volevo provare un piccolo esperimento con te usando delle carte da gioco, le carte che usiamo per giocare a scala 40, a poker, eccetera. Ora, ognuno di noi ha una carta preferita, una carta fortunata. Vi chiedo di pensare alla vostra, a te chiedo di pensare alla tua. Questo è il bello della diretta, perché... Questo è il bello della diretta. Ho portato con me una carta che non è stata stampata ancora. È infatti una carta bianca. Sì? Mi stendi la tua mano sinistra, ok? Perché ben aperta così, in modo che i nostri amici a casa possono vedere. Questa carta bianca, ok? Ti chiedo di appoggiarci sopra il pollice. Ok, benissimo. E ti chiedo adesso di nominare per la prima volta a voce alta ai nostri amici qual è la tua carta fortunata, la tua carta segreta. Posso sceglierne una? Dine una a caso. Vai. 10 di fiori. 10 di fiori. Immagina qui il 10, immagina qui i simboli, perché la tua immaginazione, quando si unisce con la magia, può diventare realtà. Tu hai tenuto stretta la carta in mano? Ho tenuto stretta, non l'ho mollata un secondo. La carta bianca è rimasta lì per tutto il tempo. Girala lentamente. Vuoi mostrarla? Beh, signori, è davvero incredibile, incredibile, incredibile. Vi assicuro che non c'era niente di preparato in tutto questo, straordinario, veramente. E questa è una piccolissima cosa, lo show è di proporzioni... Beh, se questo è un assaggio, non oso immaginare cosa succederà il 28 di ottobre. Sì, c'è molto di più. Uno show di 90 minuti adatto a tutta la famiglia, dove presenterò il mio miglior repertorio, coinvolgerò il pubblico sul palcoscenico. È un momento in cui tutta la famiglia può condividere un momento di divertimento e meraviglia. Ci sarà anche un po' di adrenalina, ovviamente, con i miei numeri che ho portato sui più grandi palchi del mondo, e vi assicuro che Bassano del Grappa, il Veneto, non ha mai visto uno show così. Beh, signore, è difficile che comunque un giornalista rimanga senza parole. Andrew Basso ci è riuscito, è davvero un numero che lascia così interdetti, ma vogliamo anche entrare un po' di più nel dettaglio, perché saranno 90 minuti di grandi emozioni. C'è qualcosa di particolarmente, non so, nuovo, di pericoloso? Vogliamo anche dire che insomma il pubblico potrà godere di 90 minuti molto variegati, molto diversi. Sì, a me piace regalare diversi tipi di emozioni al nostro pubblico. Mi piace condividere un momento in cui si ragiona insieme sul significato del credi nell'impossibile, dei nostri sogni, come i momenti di adrenalina e di grande tensione, dove
volte tento di liberarmi da una vasca d'acqua mentre sono appeso a testa in giù, ammanettato, quindi non voglio rivelarvi troppo. Ho tantissime sorprese per voi. Allora, sappiate che chiedo adesso di autografare la carta, il 10 di fiori a Andrew Basso, perché è un reperto storico davvero eccezionale, una prova tangibile della sua magia. Grazie a Andrew Basso. Appuntamento, lo ricordiamo, il 28 ottobre alla CMP Arena di Bassano. Che dire, chi non crede nell'impossibile avrà modo di ricredersi e di scoprire un mondo davvero magico alla portata di tutti. Grazie, e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Alex, grazie al tuo ospite, davvero grande attesa per questo spettacolo. Allora, noi siamo ormai in chiusura. Vi ricordo questa sera dalle 21:15 l'appuntamento con Ring. Ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino saranno Maurizio Framba di Federconsumatori Verona, il professor Francesco Pontelli, economista, e Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Dalle 22:15 si tornerà a parlare di Vajont, il Vajont di Buzzati e Bocca, con Paolo Di Stefano del Corriere della Sera. Dalle 22:35 il saldatore del Vajont, invece Antonio Bortoluzzi. Vi ricordo, sempre in vista della nostra prima serata dedicata all'attualità, quello che è il quesito del sondaggio che vi proponiamo oggi: manovra, addio ai bonus per pagare meno tasse. Cosa ne pensate di questa strada, di questa ipotesi? Per rispondere di sì, come sempre, 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Allora io vi ricordo nell'ordine che, terminata questa nostra prima edizione, andranno in onda come sempre le previsioni del tempo per domani. A seguire lo speciale ULSS 2 in cui con due specialisti parleremo di miastenia, diagnosi e cure di questa malattia. E poi a seguire ancora alle 14:30 come sempre il cinema, La foresta dei pugnali volanti di Zhang Yimou, un film naturalmente molto noto, molto conosciuto, ambientato nella Cina dell'859 d.C., quindi un film avventuroso che vi invitiamo a non perdere. Grazie come sempre ad Alessandro Granziera e Simone Merlo in regia. A tra poco con lo speciale ULSS 2. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. È ancora l'anticiclone a dominare lo scenario meteorologico. Bel tempo e caldo estivo fuori stagione. Il dettaglio di mercoledì 3 ottobre. Sul Veneto non si escludono iniziali foschie e nubi basse in qualche fondovalle e localmente in pianura, ma in successivo diradamento. In seguito cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie e gradevoli, minime sui 10-18 gradi, massime comprese tra 25 e 29 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in genere sereno o poco nuvoloso, in montagna qualche addensamento innocuo. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino, ma con qualche annuvolamento irregolare a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.